Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano, siamo alle semifinali di Francia 98, Italia-Inghilterra, siamo a un passo dalla finale. C'è una tensione senza un senso, logique. Un'Inghilterra meravigliosa, con un Michele devastante, un Michele meraviglioso, proprio un Michele Owen devastante. Eccoli qua, scendono in campo, Italia versus Inghilterra. C'è una tensione abbastanza devastante. Tensione alle stelle, ragazzi. Eccola qua l'Inghilterra che vuole la finale mondiale, che manca dal 1966. L'arbitro è François Serafin, un bell'uomo. Si parte, ragazzi, Inghilterra-Italia, semifinale dei campionati del mondo 98. Neanche l'Inghilterra si aspettava di arrivare tanto avanti. Inghilterra. Alan, guardate Alan, bello come il sole di giorno. Bravissimo Alan, si invola per McManaman. Subito all'Inghilterra. Beckham. Davide l'ha messa subito Davide, 1-0. Incredibile Davide, bellissimo. Sublime come sublime. Guardate qua McManaman, azione strepitosa. Ma come cazzo l'ha messa? Ma guardate il gol. No, vabbè. Una magia di sinistro senza senso. Ricordiamo che in questa diciamo serie ho solo vinto con l'Italia a Inghilterra Euro 96. Quindi vediamo se porta fortuna l'Inghilterra stavolta per il mondiale. Ho perso una finale nel 2004 con l'Italia, con l'Olanda, non mi ricordo adesso, vabbè. E basta. Resto solo delusioni. Occhio. Campbell. Bravo Mac. Michele. Si invola Michele. Ma che gol di Beckham, ragazzi. Un gol a dir poco afrodisiaco, quello di Davide. Vediamo chi andrà alla finale per il terzo o quarto posto. Speriamo, non noi, ovviamente. Paolone. Cuore di Drago Maldini. Mamma mia. Bobaldo, la sbaglia di poco, Bobaldo. Gary Neville. Paulins. Steve McManaman. Beckham. Fuori gioco di Michele. Paolone d'oro. Moriero. Checco Moriero per Dino Baggio. Grandissimo. Pippo, attenzione Pippo. Mamma mia Seaman. Cosa ha preso Seaman, ragazzi? No, che cagata. No, sti errori. E l'Italia sta attaccando dopo il gol subito, ovviamente Shearer. No, Alan no. Toldo. Non gioca Pagliuca. Bergomi per gli amici. Save the Michele. Beckham bravissimo per Michele. Alan Shearer, ciao. Alan Shearer show. Per Paulins. Alan. Sbaglia, recupera Bergomi. Attenzione Dino Baggio. Moriero. Grande Paul. Beckham. No. Bergomi, grande mondiale di Bergomi, bellissima azione, ma Seaman. Non ci credo Mamma mia.
Doppio miracolo di Sima che ci sta salvando il culo. Dopo il gol però l'Inghilterra è sparita, Scholes, Beckham, Shearer, Beckham forse fuori gioco. Cosa ha fatto David? Peccato. Forse da fuori però. Occhio. Molto bene Alan. Involati Alan. Pallo su Alan. Owen. Beckham prova il tiro impossibile. Beckham, mamma mia. La squadra è stanca però, I giocatori un po' stanchi. Italia, se destra. Collins. Bex. Alan Shearer per Michele. Si è visto pochissimo Michele oggi, Creo. Oropom. Bobo. Attenzione a Bobo. Aia. Paulins no, le regaliamo via di gol. Incredibile. Errore di Paulins. Vieri pareggia. Regalato il gol. Tutto da rifare. Niente, la maledizione continua, chi lo sa. Attenzione Moriero, l'Inghilterra non esiste più in campo purtroppo. Non riusciamo a portare a casa una finale. Campbell, no! In un minuto cambia tutto, incredibile. Di Livio. 2-1 Italia. Non ci credo. Anche questa volta sembra la beffa atrocissima. Niente, non ci va bene o niente. Ste mod sono impossibili, cazzo. Di Livio, incredibile, gol fortunoso a dir poco di Livio. Gary Neville, crediamoci, però non è finita Michele. Può andare via Michele. Cannavaro però è forte. Toldo. I tifosi inglesi sono in silenzio. No. Perso un po' la testa l'Inghilterra. L'Eurogol di Beckham purtroppo non serve a molto in sto momento. Serve Michele. Ecco Michele. Non ci credo. Parata di Toldo. Occhio. Dai Gary. No, Gary sbaglia. L'Inghilterra non c'è più. A livello mentale sembra difficoltà. Gol. Vieri punisce ancora. Ci siamo veramente. Non capisco sinceramente. Owen si è fatto anche male. Tutto sta andando malissimo. Sotto di 2 gol. Quasi finita raga. Paulins. Con l'errore di Paulins ci è costato cara. Adams. Ancora errore. Campbell bravo. Paulins. Owen si invola. Calcio d'angolo, ma è dura. Beckham prova il cross. Owen! Niente da fare.
Recupera Dino Baggio. McManaman. Ah. Niente da fare, ragazzi. Si ferma sul più bello perché meritavamo. Cioè, dopo l'1-0 ero convinto. E invece, anche stavolta. Però un bel mondiale è stato, dai, quello sì. Non è ancora finita, però anche se manca poco. I 2 gol non sono mai facili da recuperare l'Italia. Owen e Nesta. Italia adesso padrona di tutto. Prova a fare dei cambi, ma no. Esce Alan, entra Sheringham. Proviamoci. Ma l'Italia è padrona. Bisogna fare un gol adesso. Michele si invola. Cannavaro è insuperabile. Cannavaro e Nesta è insuperabile. Maldini anche. Grande Campbell, grande mondiale. Alan Shearer sbaglia, McManaman è distrutto. E niente, riesco neanche a fare il fallo per i cambi. Moriero. Campbell. Non siamo i cambi, 12 minuti però. 2 gol non li recuperi secondo me, salvo miracoli. Michele si invola ancora, Michelone si invola. Gol di Owen incredibile. Ha dormito qua l'Italia in maniera devastante. Owen fa il 3-2, non è finita. Non ci credo molto, ma che partita, ragazzi. Cosa ha fatto Michele? Tutti in avanti, raga, crediamoci. Beckham. Teddy. Che mondiale quello di Owen, porca miseria, stavolta meritavamo noi però. Sheringham si invola. Non ci credo, adesso. Lì. Nah, che sfiga, però. Campbell, Paulins che non ne ha presa una oggi. Pippo. Bravo Seaman, Pippo. Malissimo oggi Pippo, si è mangiato diversi gol. Sheringham. Beckham. Per Owen. Hanno capito che l'uomo del destino forse è Owen. Ferdinand. Incredibile. Perdiamo una partita che secondo me non meritavamo di perdere, ma va bene. Finisce qua il sogno inglese di vincere il mondiale. Pippo. Tante occasioni, in difesa male oggi purtroppo. Finisce qua, l'Italia vola in finale di France 98. Per noi una delusione atroce. Siamo sfigati, su questa serie siamo sfigati. C'è niente da fare. Vediamo se siamo alla finale per il terzo quarto posto. Fa culo, va. Allora, sì, penso di sì. Allora, tournament. Ok, Francia e Inghilterra. La finale è Olanda-Italia. Incredibile, bella. Noi giochiamo per il terzo quarto posto. Giochiamo al Parco dei Principi. No, al Velodrome. Non giochiamo al Velodrome. Vabbè, ci vuole far vincere il capocannoniere a 1, non lo so.
Che amaro finale. Dai, comunque battere i francesi sarebbe arrivare terzi, dai. Beckham. Davide. Shearer. Ancora per Bex. Bex la mette in mezzo. Paulins, deve farsi perdonare qualcosa. Paulins! Mamma mia. Mitologico Paulins. Bex. Ferdinand. Scholes, bella. Paulins. Fallo, dai. Rigore netto. Dai, rosso addirittura. Mamma mia. Beckham cavolo il gol. Vai David. Mamma mia. Addirittura un'esplosione. Salvo rigore comunque. Oh, well, finalmente. No, non ci credo. Speravo su cross di Bex. Che sfiga, oh. McManaman. Owen di testa ci stava regalando il primo gol su cross di Beck. Anche mi aspettavo più gol di testa con l'Inghilterra e con Bex. All Scholes. Shearer. Owen, bellissimo, ciao. Gol di Michele 1-0. Non esulto tanto perché è la finalina, però almeno il capocannonieri forse ce la facciamo, dai. Mondiale strepitoso quello inglese e quello di Owen, ma non è bastato. Noi non speriamo nella vittoria dell'Italia con l'Olanda. La Francia in grossa difficoltà con l'uomo in meno. Beckham, Owen. Spettacolo. Shearer se la mangia. Shearer mondiale curioso. Inghilterra sul velluto. Alan. Owen non ce la fa. Scholes, modello un po' così, giocato in un ruolo però forse che non è il suo. Un po' defilato, ma volevo Beckham davanti per il suo piede fatato. Comunque i tifosi francesi stanno incitando la propria squadra. Beckham, mamma mia se passava. Shearer. Adams. Guarda che numero di Beckham, se viene gol incredibile. Beckham! Inghilterra spettacolare quest'oggi. Abbiamo fallito per la partita più importante. Vai Michele. Devo guardare come eravamo messi nella classifica capocannoniere, che la delusione era troppa. Francia prova a far girare palla, ma l'uomo in meno si sente. Poi Patrizio Vieira, cioè mica un coglionazzo, cioè con tutto il rispetto. Turame. E Alan recupera. Oh, Alan bellissimo per Owen. Voglio far vincere Owen. Mamma mia Michele. Cosa aveva fatto Michele, signori? Tanti gol ci ha mangiati oggi, finora. Occhio. Al primo tiro, Bravo Campbell, che mondiale di Campbell. Paulins.
Alan Shearer. Bex. Owen. Straripante Owen, straripante Owen. Un Owen senza un senso logique. Ferdinand. Petit recupera TT. Ocio. Trezeguet no, il primo tiro per piacere. David. Non si... Mamma. L'ho vista dentro. Palo. Mamma mia, avevo veramente la Francia pericolosa negli ultimi 2 minuti. Vai. Alan Shearer. Bex. Scholes. Owen entra in area. Owen fa quel che vuole. Mamma mia. Super Fantamichele. Alan. Neville. Owen bravissimo, che azione. Scholes fermato. Cioè Scholes, Shearer, scusate. Sono da... Vorrei chiuderla però con l'uomo in più. Campbell. McManaman. Paulings. Haaland. Vai Shearer, domina la scena. Beckham. Recupera Petit, buona parità di Petit. Ferdinand. Bravo Bex. Beckham forse è fuori gioco, sì. Alan. Beckham. Bravo Beck. Owen, bellissima, che azione! Ah, volevo fargli segnare. Sono un pirlotto, volevo dare il gol a Owen se ne va, madonna. Owen che giocatore. Bex. Shearer. Owen non ce la fa. Recuperare Robert Pires. Il classico Robert Pires. Brutto fallo su Zidane che non si è mai visto, però è la prima volta che vedo ammonito Scholes, è la prima volta che vedo Zidane palla al piede, ma ha fatto qualcosa Zizou? God save the Zidane. Grande scena. Campbell. Paulings. Alan Shearer, che azione. Come cazzo me l'ha presa? Ma come cazzo me l'ha presa? McManaman è finito. Mettiamo... uno veloce ne abbiamo? Vabbè, adesso togliamo Shearer e mettiamo Southgate. Diamo qualche minutaggio a Southgate. Vai. Cosa ha preso Lamà su Shearer? Oh là, neanche stavolta, almeno segna. Non ho capito chi. Ancora Michele, incredibile.
Grande Michele. Comunque Beckham, assist stavolta perfetto, parata ancora del portiere. Ma Owen di Tapin, grande Owen, dai che secondo me il capocannoniere è tuo, Michele. Grande Paul Sheringham, una volta su. Francia annichilita, ma certo l'espulsione subito di Vieira ha inciso molto. Zidane, Leboeuf, inesistente Zizou. Sheringham. Beckham fa una cosa non proprio bellissima. Dugarry. Fuori. Bisillabo di felicità. Adams. Campbell. La tirannia, ragazzi, la tirannia. Sheringham, fallaccio su Sheringham, recupera. Attenzione Lessu. Sheringham. Grande Beckham se ne va, Bex se ne va la grande. Donna Beckham fa tutto Beckham, madonna mia Beckham che azione, peccato. Paul Scholes. Sheringham, attenzione, Sheringham contro tutti. Ma perché? Mamma mia, che tiro orrendo. Beckham prova a lanciare Sheringham. Vedi che Sheringham mondiale un po' così. Però dai, terzi arriviamo, Peccato, potevamo vincerlo sto mondiale secondo me, non so perché con l'Italia abbiamo fatto quei 10 minuti, ma neanche che dal 38esimo al 45esimo non ci abbiamo capito più un cazzo, poi il 3-1, vabbè, so fosse fuori gioco addirittura. Beckham. Buon terzo posto dell'Inghilterra che almeno forse regala a Michael Owen il titolo di campione di scarpa d'oro. Dai, buon terzo posto. Andiamo a vedere chi vince il mondiale. Speriamo l'Italia, ovviamente. No. Allora, Tournament Table. Vince l'Italia. Godo. Un buon 2-0. Vediamo la capo. No. Owen è super capo cannoniere con 8 gol. Super fanta Owen. Godo. Assist. Vince Clarence, effetto serra Seedorf, il primo degli inglesi, no, tutti Owen 1, Beckham 1, McManaman 1. Raga, sotto il comando di Veneziano, ci becchiamo con la prossima mod di PES 6. Ciao!